Un caffè col sindaco Francesco Siviera. Buongiorno sindaco, io bevo uno sprizzetto e lei un orzo piccolo, l'unico al mondo con latte freddo. Vabbè, dai, però ho anche dei difetti. Dopo Covid, come va? Com'è la situazione dopo Covid dal punto di vista A, sanitario e B, soprattutto economico nel comune di Taglio di Po? Allora, dal punto di vista sanitario diciamo che la situazione è ancora tranquilla, nel senso nonostante qualche focolaio sia ripreso, anche come hai visto quello del Vicentino, forse dovuto più a una superficialità che non un reale problema, assistiamo insomma ad un controllo abbastanza generico anche su per chi rientra dall'estero, quindi la situazione per il momento è sotto controllo e per il comune di Taglio di Po siamo covid free da ormai più di un mese, dalla guarigione degli ultimi 2 casi. Ecco, chi viene dall'estero però bisogna sottolineare che a entrare in quarantena chi è extra UE. Sì. Quindi non è che sia generalizzato come sembrava in un primo momento. No, dopo anche l'ultima ordinanza di Zaia ha inasprito le pene per chi non dichiara di avere i sintomi o è in quarantena e non la rispetta, insomma tutta una serie di provvedimenti che vanno sempre nell'ottica ormai di non restringere tra virgolette le libertà personali, ma di colpire già all'inizio i singoli focolai o prima che diventino focolai, quindi un'attività molto più mirata e non generalizzata. Ecco, detto questo, dal punto di vista economico come sta soffrendo? Perché premettendo che il post-Covid sta facendo veramente impensierire molte attività, Taglio di Po come ha reagito? Attività che chiudono, attività in difficoltà? Ma sicuramente sta creando non pochi problemi, perché se è vero che formalmente il periodo Covid è durato 2 mesi, perché in fondo stiamo parlando di questo da inizio febbraio a da fine febbraio, 24-25, parliamo della chiusura totale il 12-11 di marzo e quindi le aperture al 18, 2 mesi, però in realtà la percezione che si è avuta di questi 2 mesi è che siano durati degli anni, passatemi il termine, e quindi anche i riflessi, soprattutto dal punto di vista economico, sono realmente pesanti, vanno oltre quindi quei 2 mesi di, diciamo così, lockdown o chiusura totale, forse sarebbe meglio dire. Quindi sta avendo dei riflessi importanti, noi stiamo vedendo su questi riflessi importanti, ad esempio come amministrazione, nella quota IRPEF dovuta al comune, perché lì vedi effettivamente quanto le persone hanno lavorato o non hanno lavorato. Adesso fortunatamente siamo riusciti a mettere in campo, anche grazie alla Fondazione Cariparo, un progetto di valore complessivo di 36-37 mila euro per appunto intervenire su quelle persone in difficoltà, su vari filoni, sia comunque buoni spesa che gli inserimenti lavorativi, che anche interventi mirati a bollette e affitti. Questo quando? Cioè quando si avrà la possibilità appunto di accedere a questi soldi? No, i fondi ci sono stati già tra virgolette erogati, sì, abbiamo già il provvedimento che ne ha distribuiti non solo a noi ma a tutti i comuni della provincia di Rovigo e di Padova. E abbiamo avuto l'approvazione del progetto la settimana scorsa, adesso anche noi stiamo predisponendo tutti quelli che sono le nostre, i nostri atti propedeutici. Se Dio vuole, se Dio ci accompagna, anche sulla Tari finalmente anche a livello nazionale hanno un po' capito come i comuni possono agire, quali fondi mettere a disposizione. C'è ancora da chiarire la disponibilità dei fondi che ci ha messo lo Stato, perché lo Stato in teoria ci ha accordato un contributo che complessivamente dovrebbe essere 270 mila euro, però in realtà è un contributo che va a rendicontazione, quindi deve coprire le minori entrate, minore IRPEF, minore IMU, scontistiche particolari, le attività soprattutto legate anche alla cosa, per il tipo, adesso qua siamo su un cosiddetto plateatico, quindi un suolo pubblico, e anche lì ci sono state le scontistiche per i 6 mesi, dal 1 di maggio al 31 ottobre, quindi dovremo garantire gli altri mesi e pensiamo insomma entro fine
di luglio, fine luglio, di avere confezionato tutto quello che serve, anche perché è un po' tutto un rincorrersi, nel senso che abbiamo messo a disposizione i fondi per fare animazione estiva e dopo ci viene finanziata animazione estiva. Avevamo messo a disposizione i fondi per gli inserimenti lavorativi, dopo li ha finanziati la Cariparo, quindi finanziando queste cose ovviamente li utilizzi per fare altro. Essendo un po' tutto che si rincorre, fai un provvedimento, poi il giorno dopo magari lo devi cambiare, questo ci rallenta un po', però è anche positivo perché vuol dire che comunque ci arrivano delle disponibilità. Ecco, faccio due domande al volo, una ludica. La fiera del nostro paese, che secondo me è anche un segnale di ripresa, anche di normalità, si farà o non si farà? Adesso stiamo ricordando che poi sarà il 16 di praticamente luglio. la Beata Vergine del Carmine è il 16 di luglio. Domani mattina giovedì mattina avremo la commissione pubblico spettacolo con l'esame a progetto, insomma penso sia una delle prime che viene analizzata con tutte, quindi abbiamo impostata la fiera in misura molto ridotta come giorni, perché l'idea è quella di fare dalle 14 al 19, però come dicevo la certezza le problematiche le sapremo realmente fatta la prima commissione e ovviamente circondando, passatemi l'espressione, tutta l'area facendo dei varchi di accesso contingentati, entrata e uscita, in modo insomma, da poter controllare le persone, utilizzo della mascherina, misurazione della temperatura eventualmente, dopo i protocolli appositi per le giostre, per evitare gli assembramenti. Arriveranno le giostre anche? Sì. Adesso vediamo quante riusciranno ad arrivare, se tutte o meno. Quindi anche questo qua è un'operazione che comunque costerà non poco, parliamo anche lì magari di circa 10.000 euro, però è un qualcosa che ci riteneva utile fare, soprattutto per dare, come dicevi tu prima, un segnale di ripresa sulla... Cioè, la vita normale di un paese. So che possono sembrare dei soldi buttati via, però in realtà in quei 3-4 giorni fai degli spettacoli con delle musicisti di Terra di Po che vivono di questa attività e quindi anche qua un settore che ha risentito parecchio della crisi e quindi in maniera insomma, per dare un segnale in questo punto, anche semplicemente chi fa il service. L'operatore stesso delle giostre che è rimasto bloccato, quindi non è dire mettiamo lì dei soldi per fare festa e fiera perché vogliamo divertirci, in realtà è anche questo un segnale di ripresa su un settore che sta ancora soffrendo parecchio per questo e anche l'idea sarebbe quella di estendere questa attività anche un po' durante l'estate con delle manifestazioni diciamo più piccole, nel senso a rifare una serata anche nelle frazioni, quindi proprio su tutto il comune agire, lì ci saranno altri investimenti da fare, però anche lì per aiutare un settore insomma, che ha bisogno di che non è come disse il Premier Conte che ci fa tanto divertire, in realtà è un settore composto da artisti, da professionisti, da persone che hanno fatto ci lavorano con questo della musica e della musica oppure del corollario che gira intorno alla musica, hanno fatto del loro lavoro, quindi bisogna rispettarli e aiutare anche loro. Ecco, ultima domanda. Cosa è successo con Dallara, con il presidente della provincia? So che lei e altri 2 consiglieri prima, ma poi dopo si è aggiunto, almeno dalle ultime notizie, anche il sindaco di Portotolle, praticamente l'avete sfiduciato o sbaglio? No, non l'abbiamo sfiduciato perché tecnicamente è impossibile sfiduciare attualmente il presidente della provincia, in quanto il presidente è un organo, il consiglio è un altro, hanno anche tempistiche diverse, il presidente rimane in carica 4 anni, il consiglio 2 anni, quindi questo non è possibile, nel senso come gruppo che eravamo nato, quindi io, il consigliere Sara Mazzucato e il consigliere Martello Alberto di Canaro, Martello e Mazzucato di Adria, e abbiamo deciso insomma di leggere, di sottoscrivere un documento che poi abbiamo presentato durante il Consiglio, in cui in sintesi abbiamo fatto presente una volta di più le problematiche legate a un rapporto purtroppo che manca, nel senso
essendo noi parte della maggioranza, non trovare condivisione anche su importanti attività come il bilancio di previsione dell'ente e tutto, ovviamente ci crea dei problemi, oltre alla frattura che si è creata quando è stato il momento dei diritti esclusivi di pesca, per tutta una serie di questioni. Ricordo che gli stessi consiglieri erano quelli che appunto avevano contestato il Presidente per i diritti esclusivi di pesca. Il sindaco Pizzoli non ha sottoscritto il documento con noi, però durante il Consiglio ha fatto presente anche lui al Presidente che ovviamente ci sono tutta una serie di problemi, quindi noi di fondo abbiamo detto se le cose stanno così, da oggi in poi su ogni singolo provvedimento ne ragioneremo insieme e poi decideremo cosa fare. Ma ha senso ancora la provincia? Ricordando che già con il governo Renzi si parlava di eliminare le province e invece sono state aumentate. Questo qui è un paradosso all'italiana. Però sentendo anche il Presidente diceva siamo un ente che non ha soldi, non ha niente, però deve in ogni caso gestire le strade provinciali, una serie di fattori e una serie di incombenze che decisamente anche dal punto di vista economico ma anche organizzativo sono importanti, pesca per esempio, ma strade soprattutto. Cioè, c'ha senso in questo sistema? Cioè, ad esempio la provincia adesso come adesso è la cosiddetta oca zoppa, ho usato un termine un po' aulico diciamo, nel senso che si trova a dover gestire delle competenze importanti perché tutta la viabilità, se non erro, sono circa, vorrei dire una cavata, 500 km di strade provinciali. Che solo asfaltate costano milioni di euro. In gestione il trasporto, non in gestione però segue tutto il trasporto pubblico locale, la protezione civile provinciale, tutte le scuole superiori, la maggior parte è di proprietà della provincia, quindi istituti da sistemare, stabili, quindi istituti da sistemare. Ha importante competenza ancora a livello ambientale, le commissioni VIA, le commissioni che decidono ad esempio sull'inserimento di un'attività produttiva di allevamento, sono sempre competenza della provincia. La stessa vigilanza sulla caccia e la pesca, cioè paradossalmente la provincia non ha più le competenze di caccia e pesca che sono date alla regione, però ha la competenza della vigilanza. E quindi che sono costi aggiuntivi importanti? No, i costi ti vengono rimborsati dalla regione, però si crea una disarmonia, nel senso se io ho la polizia provinciale che gestisce caccia e pesca, ma caccia e pesca me le gestisce qualcun altro, mi devo continuare a interfacciare con qualcun altro per capire cosa deve fare e viceversa. E quindi anche qua è una riforma fatta malissimo. Era una riforma fatta dicendo tanto il referendum ce lo passano, quindi noi siamo a posto. In realtà dopo sappiamo tutti com'è andata, quindi ci resta questa sfortunata e scellerata riforma così. Con paradossi su paradossi ci troviamo province a noi confinanti che già di base magari fanno 10, 20, 30 milioni di euro di avanzo d'amministrazione, quindi soldi che non riescono ad utilizzare, ma continuano ad essere finanziati perché magari hanno, che so, l'attingimento delle acque, quindi i prelievi, quindi vengono pagate per questo, hanno un ITP, in IPT maggiore, e l'imposta provinciale di trascrizione, quindi quando compri una macchina, ovviamente se sei a provincia di Padova, quante macchine vengono comprate in provincia di Padova, se in provincia di Rovigo molte meno. Però nonostante questo, in questa favolosa riforma continuano ad essere finanziate dallo Stato come è finanziata anche la provincia di Rovigo, ma non in maniera, cioè se tu hai già 30 milioni non serve che io te ne dia degli altri e quei 30 ti avanzano e me li usi l'anno dopo e io come provincia di Rovigo ho l'acqua alla gola. Si riferisce per esempio a Ferrara e Padova o cosa? No, parlavo di Veneto. Di Veneto. Veneto, per esempio. In questo qua è Venezia e se Padova. noi andiamo per esempio anche su una provincia di Vicenza, ha effettivamente delle disponibilità economiche, una provincia di Padova che la provincia di Rovigo non ha. Magari a spese diverse, però non parliamo che la provincia di Rovigo ha bisogno dei 30 milioni, anche se ce li danno ovviamente non li rifiutiamo. Non dispiace. Però parliamo anche di cifre minori, basterebbero magari 5-6 milioni. Sul gruppo Regione Veneto, dove hai dei soldi che magari rimangono fermi, se li dai alla provincia di Rovigo non serve nulla. È che forse quando si fa una riforma bisognerebbe conoscere il problema, non farlo per bandiera, togliamo le province come i soldi dei problemi di questo mondo. Invece hai eliminato un ente che era intermedio tra i comuni e la regione, anzi non l'hai eliminato, l'hai messo lì a languire che magari rischia di fare la fine del topo.
avendo pure delle E importanti. secondo lei cambierà? Cioè, c'è nell'aria una riforma dell'istituto provincia o è destinato a essere ancora sempre più penalizzato? Ma di fondo la riforma dell'istituto provincia non vuole farla nessuno. Adesso hanno rimesso le indennità per i presidenti, Sì. che la trovo anche una cosa corretta, perché una persona non può prendersi delle Da responsabilità. Bergantino e poi a muoversi. Sì, ma anche delle responsabilità oggettive gratuitamente. Parlo per assurdo, nel senso è impossibile che continuiamo a pretendere che la gente si prenda responsabilità e si prenda gratuitamente. Però dall'altro lato non risolvi dando indennità al presidente, perché se tu gli dai indennità al I problemi di presidente fondo rimangono. e ti rimangono i problemi di fondo, forse dovresti dire sì, ripristino quello che è, in modo che un presidente può dedicarsi del tempo, perché serve del tempo, però nello stesso tempo gli devo dare dei soldi, perché senza soldi non si fa niente. Cioè, si può avere della fantasia, però si riescono a fare tante cose, tanti concetti, ma l'asfalto o il muro Costa. che si scrosta nella scuola non ti risolve quei concetti. Io la ringrazio sindaco, sempre disponibile. Io piacevolmente ho seguito tutte le varie dirette che avete fatto durante il Covid e ho sempre sottolineato il fatto che i sindaci sono il presidio più importante e molto spesso lo scaricabarile, lo dico spesso, finisce da voi. Però adesso siamo qua davanti in un bar del Taglio di Po, un traffico, un bel movimento, c'è gente, quindi la gente sta metabolizzando i 2 mesi di chiusura e sta riprendendo una routine e sta entrando a regime. Secondo lei quanto tempo ci vorrà? Ma un annetto. Addirittura Beh, non è così ottimista di dire magari 2 o 3 mesi? Non è che non sia ottimista, cioè la gente ha già ripreso la vita. Dopo, se mi si dice una vita normale dove non utilizzerai più la mascherina, presumo che un annetto sia una vita normale dove nessuno avrà più paura del Covid o avrà molta meno paura. Sì, io mi riferivo più che altro al discorso economico, perché secondo me è una delle cose più... Il lascito del Covid è più pesante. L'aspetto economico è più di un anno. Ah, dice di più di un anno? Sì, perché comunque voler lavorare 2 mesi secchi di ammanchi non è che li recuperi. È vero. Hai bisogno perlomeno di 6 mesi di recupero. Cioè, potrai avere anche una stagione fantastica, ad esempio, guarda dal punto di vista turistico, ma quei 2 mesi non li recuperi più, È vero. anche perché quei 2 mesi erano la primavera, marzo, aprile con Pasqua, quindi non recuperi anche adesso perché non hai turisti che magari ti vengono dall'estero, ad esempio. Ed è tutto a catena, perché uno può dire non mi interessa niente dei turisti, tanto io faccio un altro lavoro, ma in realtà dopo il turista sì. viene e spende. Quello che Il giovane lavora, fa la stagione, poi dopo Esatto. avrà anche la disoccupazione, quindi sono 2 cose che mancheranno. ma Vabbè, pensiamo positivo comunque. sì, insomma, intanto ne siamo usciti per il momento. Stiamo riprendendo pian pianino quella che è la nostra attività e quindi insomma, dovremo farcela. La saluto a mo' di Covid. Esatto. Grazie sindaco. Grazie a te.